Pochi giorni ancora e scatta il passaggio di consegne ATO-SRR. Il passaggio di consegna avverrà per legge esattamente tra 3 giorni. Il 1° aprile gli ATO Gesa e Dedalo dovranno essere svuotati di personali, mezzi e competenze perché tutto dovrà transitare nella costituenda SRR Agrigento Ovest. Peccato che nei fatti di Realmente Pronto ci sia molto poco e il rischio di un nuovo stallo nel settore è altissimo. In queste settimane a tenere banco sono state le procedure di travaso del personale dei vecchi ambiti alla nuova società, che poteva avvenire unicamente dopo il licenziamento da parte delle ATO e qualora i lavoratori rinunciassero a pretese per contenziosi pendenti. Abbiamo svolto un nuovo incontro con i lavoratori della Dedalo, spiega il presidente della SRR, il sindaco di Campobello di Licata Gianni Picone. Adesso i singoli lavoratori dovrebbero iniziare a sottoscrivere i verbali di accordo, poi ci saranno da aprire le posizioni lavorative per tutti i dipendenti e predisporre tutto il carico burocratico necessario per riempire quella che oggi è una scatola vuota entro il 30 marzo. Ma oltre alla questione del personale ci sono anche una montagna di carte da firmare e procedure da completare. Gli uffici stanno lavorando alla realizzazione della necessaria documentazione burocratica e la risposta di Picone, il quale tuttavia, più che del tempo che manca, sembra allarmato da un altro tema, che è quello economico. Siamo ancora in attesa che i comuni versino le proprie quote per le spese di funzionamento, spiega. Quello che i sindaci non hanno capito è che se non versano in modo autonomo saranno i commissari ad agire in modo coattivo. Questo perché dal 1° maggio i lavoratori che dovranno transitare all'interno della SRR dovranno ricevere lo stipendio da noi, ma in cassa non c'è più nulla. La Regione dovrebbe certificare che il sistema è collassato e attivare le misure necessarie, invece accollano tutto ai comuni, tra l'altro con ordinanze alle quali non ci possiamo sottrarre, conclude.